Dopo l'ennesimo episodio di costrizione e violenza, una ventenne ungherese giunta in Italia con la speranza di trovare lavoro ha avuto il coraggio di rivolgersi alla polizia. Scaricata sul terraglio e obbligata a prostituirsi per l'ennesima volta, non ce l'ha più fatta. Ci racconta la sua storia di essere stata portata praticamente lunedì scorso, il 24 di marzo, qui sul tratto di strada statale Il Terraglio tra Mestre e Mogliano, senza mezzi termini essere stata picchiata e messa in strada a prostituirsi, con l'imposizione di guadagnare non meno di 400 euro a sera. Non avendo guadagnato questa soglia minima, quindi sono scattate le brutalizzazioni, quindi le punizioni corporali, e sono state prodotte delle bruciature con dei mozziconi di sigaretta. Nella notte seguente non ha guadagnato il minimo stabilito dai suoi sfruttatori e quindi altra punizione, completamente bagnata con acqua fredda, tutta la notte tenuta sul poggiolo. Gli agenti dunque sono subito partiti alla caccia dei due ungheresi, un 34enne e un 27enne, e giunti nell'albergo indicato dalla ragazza hanno fatto irruzione nelle camere, trovando anche un'altra giovane brutalizzata, oltre ai due aguzzini. È scattato il fermo per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravata e per uno dei due anche l'ulteriore reato di violenza sessuale e di lesioni aggravate procurate per l'appunto con le sigarette. I due avevano già saldato in contanti il conto dell'albergo a Mogliano, oltre 1.000 euro. Erano pronti a fuggire. Non vedendo rientrare la ragazza, infatti, avevano sospettato che si fosse rivolta alla polizia. Nel frattempo lei è stata portata in una struttura protetta, seguita dagli assistenti sociali. Resta ricercato un terzo individuo.